disappear. Nobody wins when everyone's losing. It's like trying to turn around on a one-way street. I can't give you what you want and it's killing me. And I'm starting to see maybe we're not meant to. There's still time to turn this around. Should we be building this up instead of tearing it down? But I keep thinking maybe it's too late. It's like one step forward and two steps back. No matter what I do, you're always mad. And I can't change your mind. No, it's like trying to turn around on a one-way street. I can't give you what you want and it's killing me. And I finally see, baby, we're not meant. It's like one step forward and two steps back. No matter what I do, you're always mad. And baby, I'm sorry to see, maybe we're not meant to be. Abbiamo chiesto, Signore, accoglie la nostra preghiera, scenda la tua benedizione su Andrea e Ivana perché siano uniti nel reciproco amore, nell'unico progetto di vita, nel comune cammino di santità. L'essere umano è felice non quando ha delle cose, non quando ha tante cose che devono servire in qualche modo alla sua vita, è felice quando ha qualcuno con cui potersi relazionare, quando ha qualcuno che gli vuole bene. Questo significava la prima lettura. Adamo che è lì e che non trova un aiuto che gli sia simile. Il primo uomo, Adamo, quando il Signore lo ha fatto addormentare, come mai ha riconosciuto subito: questa è carne della mia carne, osso delle mie ossa? Forse, mi azzardo a dire questa cosa, il Signore gli ha fatto sognare una vita assieme ad una persona. Forse non potrai fare tutto quello che vuoi, ma hai una persona accanto con la quale condividere i progetti che fai. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. Io, Ivana, accolgo te, Andrea, come il mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, E di amarti e adorarti tutti i giorni della mia vita. L'uomo non osa separare ciò che Dio unisce.